Stasera al Presepista vedremo come realizzare un carretto della frutta. Vedremo in 2 episodi appunto come si realizza questo carretto tra poco. Dobbiamo realizzare questo particolare qui, ovvero un carretto. Per farlo ci servirà del legno, perché era il materiale comune e ovviamente un carro era in legno, non in ferro. Quindi iniziamo da un pezzo di corteccia che ci servirà per fare le ruote. Questa è corteccia scura ovviamente, perché le ruote non possono essere chiare. E ci serve anche un trancino, questo qua. Adesso andiamo col trancino a fare un cerchio che prima disegniamo qua con la matita, facciamo un cerchio e poi col trancino lo tagliamo. Ecco qua il risultato finito. Ovviamente vediamo che non è esattamente tondo perché col trancino non possiamo, quindi useremo la carta vetrata molto delicatamente per rifinire. E questo è il tondino centrale della ruota del carro. La ruota è molto piccola, troppo piccola per essere una ruota. Adesso vi facciamo vedere come diventerà una ruota. Ho fatto il tondino come lo volevamo. Abbiamo sfregato sulla carta vetrata fino a che non è venuto come abbastanza tondo, insomma. Non deve essere perfetto, non erano perfetti neanche loro. Ok, eccoci. Adesso con le cose che abbiamo fatto, questi stecchetti che abbiamo realizzato tagliandoli con il nostro trancino, prendiamo la pistola a caldo targata Zwischenberg Channel. Se non ce l'avete mi dispiace, solo Zwischenberg Channel attacca. Ok, adesso bisogna prendere il nostro centrino, questo qui, e attaccarci bastoncini con una forma. Ricordatevi di mantenere il pezzo che è pulito al di fuori, non commettete l'errore di attaccarli storti perché sennò è un casino poi staccarli. Andiamo ad attaccarli. Allora, abbiamo la nostra pistola. Ovviamente magari con 2 mani la cosa sarebbe molto più semplice. E dobbiamo fare così per tutte le ruote. Bene, il risultato finale è questo. Adesso ovvio vediamo che gli atti non sono giusti, quindi ne prendiamo uno di campione, magari dipende da come vogliamo farla grande, ricordatevi le prospettive rispetto alla casa ovviamente, e prendiamo un metro, misuriamo e tagliamo gli altri di conseguenza. Ricordatevi che questo deve essere un cerchio, bene o male. Poi una volta fatto questo ricopriremo, nel mio caso con dello spago di plastica, perché la ruota andrà a contatto col terreno, quindi se fosse legno ovviamente si marcirebbe, mentre con questo dipinto ovviamente avrà una resistenza maggiore. Quindi adesso tagliamo e poi vi attacchiamo quello sopra. Come vi ho detto, questo era il primo episodio per vedere come si realizza un carretto. Seguite il secondo tra 2 giorni su Zwischenberg Channel. Grazie per averci seguito.